rispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? Genetliaci, commemorazioni e ricorrenze del 15° giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martedì martis 5 di novembre, anno domini 2024, il giorno del giudizio. Chi vincerà? Chi vincerà? Se lo chiedono tutti. Chi vincerà stasera tra Real Madrid e Milan? Ma cosa avevate capito? Chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump, come dicono quelli bravi? Ne parleremo anche noi, perché allora questa è Oltre la pagina, siete simultanei con noi quando sono scoccate le 12:40. Noi chi siamo? Siamo il grande Andrea sulla tolla di comando e regia tecnica, sotto il grosso sottoscritto, entrambi sospesi a 137,4 metri sopra il livello del mare, con temperature che dicono 12,9 gradi centigradi sopra lo zero, esterni 23, interni 83% l'umidità, mentre la pressione si attesta a 1026,6 millibar. Ma lo sapete che ieri c'era la nebbia? Ieri sera c'era la nebbia. Qui la Shighera la chiamano, qui a Milano, il Caigo. Intanto qui in città, voglio dire, proprio in mezzo agli edifici, immagino che appena usciti dalla zona più urbana fosse bella tosta. La nebbia a novembre, mamma mia, è proprio non sarà, no, un bel ritorno. Cioè, allora mi spiego, io mi muovo su 2 ruote quando guidi no, quindi se chi guida e mi maledice adesso per quello che ho detto, perché quando guidi la nebbia no, ha tutta la mia, anch'io ho guidato fino a 26, 25, 26, 27 anni fa, e la nebbia, c'era di quelle nebbie che le tagliavi col coltello, come suol dirsi, quindi no, in termini contemplativi. Allora, l'abbraccio come sempre forte alla signora Carmela, Clotilde e Adrianangela, con grandissimo affetto. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, lo ammette anche la sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché Radio Libertà è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà, campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate, potete seguirci poi ovunque voi siate. Col telefonino, l'applicazione del telefonino, facilissimo, comodissimo. Oppure ovviamente con la radio DAB, c'erano tutte le auto ormai, e poi il bel sito radiolibertà.net, il profilo Facebook e Twitch, il profilo di Ultima Generazione, e siamo tornati anche su YouTube. Direi che non è proprio male. La scaletta. Allora parleremo delle elezioni alle 14.35. Qua ho indicato erroneamente nella scaletta 14.35 Francesca Musacchio, la sentiremo per prima, 15.35, 13.35, perché con lei parleremo dello spettro terrorismo. È stato, non ce lo dicono, forse è anche giusto, è inutile creare allarmismi, è una bella notizia che vengano preceduti questi attentati, ma sono state fermate in Europa delle persone che avevano, per esempio, il
che è il triacetone triperossido, è una miscela miscela esplosiva ovviamente, usata frequentemente negli attacchi terroristici islamici. E poi ci sono anche stati altri fermi, controlli che hanno portato appunto a scoprire i rischi. Addirittura dal gennaio 2022 a oggi i servizi segreti del United Kingdom, del Regno Unito, hanno fatto sapere che hanno sventato circa 20 attentati indotti dall'Iran, e quindi la situazione è questa, e ne parleremo con lei. Poi invece alle 14.35 faremo l'analisi, parleremo di voto. I broker, gli scommettitori, danno per favorito Trump 1,65 contro 2,40, cioè se punti $100 su Trump ne vinci 165, se invece punti su Harris ne vinci 2,40. Quindi se tu sei antipatizzante della Kamala Harris, punta su di lei, perché se lei vince prendi i soldi, se invece li perdi ti consoli che ha vinto Trump. Tra l'altro io adesso stavo usando un tono un po' leggero, in realtà è una situazione pesante per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma che non si è mai visto non sono un esperto, per fortuna qui in radio ci sono, a partire da Antonino Danna, che domani seguirà tutto lo spoglio minuto per minuto, e conosce, è profondo conoscitore, comunque anche diciamo a livello più di superficie, empirico, di superficie, l'idea di una società americana profondamente lacerata, le crisi economiche, l'aggressività e anche, perché non dirlo, la spocchia della woke culture, no? I rednecks, cioè la working class, insomma, sempre più chiusa in se stessa, e mi sembra che questi due rappresentanti cavalchino le ali più radicali degli schieramenti, e quindi anziché magari cercare di trovare quello che unisce, e quindi probabilmente era inevitabile che due candidati di due fazioni opposte rappresentassero le estreme. Non è solito, ma evidentemente è sintomo di una situazione molto molto lacerata. Magari infatti si è perso di vista due aspetti, tutto sommato sono due curiosità ma significative. Una ha indubbiamente il suo peso, perché Kamala Harris sarebbe la prima donna presidente degli Stati Uniti. Io vi dico, lei, allora, se lei si sente rappresentante giustamente degli afroamericani, anche se lei non è africana, io faccio fatica a vederla come nera, cioè mi sembra ci sono insomma anche in Italia, se vedete, ci sono dei tratti somatici, tutto sommato. Comunque lei giustamente politicamente e culturalmente rappresenta anche la comunità nera, ed è anche una donna, infatti è una sostenitrice dell'aborto in maniera molto molto radicale. Negli Stati Uniti la battaglia tra abortisti e antiabortisti è feroce. Vi ricordate tanti anni fa ci fu credo un medico antiabortista che uccise delle persone, cioè gli antiabortisti rasentano il fanatismo e di conseguenza suscitano reazioni opposte e contrarie. E la curiosità sarebbe anche la vittoria di Trump, perché sarebbe il secondo presidente a ricoprire 2 mandati non consecutivi. Il precedente risale addirittura a 130 anni fa, 1885, 1889, 1893, 1897. Il presidente Grover Cleveland, quindi non me lo ricordavo e quindi sarebbe anche questa una particolarità. Ci sono, lo sapete, i swing states, gli stati dove balla dove si giocano gli equilibri. Funziona così:
votano i grandi elettori, lo Stato dove vincano, se un candidato si aggiudica tutti i voti di quello Stato, si aggiudica tutti i grandi elettori, e hanno una distribuzione che per esempio noi europei fa un po' discutere, perché ci sono regioni più piccole che hanno un numero di grandi elettori più alto. Sentivo le spiegazioni, questo anni or sono, è stato scelto anche perché tutti i cittadini siano partecipi in qualche misura di queste elezioni, perché altrimenti tu che abiti o Lorenzo il Magnifico davanti, se ci fossero elezioni in Italia e si tenessero all'italiana, l'elettore umbro non conta niente, invece all'americana l'elettore umbro va il suo numero di rappresentanti che lo rende importante come tutti gli altri. Com'era? No, taxation without representation. Se io ti do soldi, se ti pago le tasse, caro il mio Stato, mi devi dare rappresentatività. È un po' la versione in termini di diritto ci sarà pure un giudice a Berlino, no? La fede nella giustizia dei tedeschi. Non ci sono. Sì, noi avremo Francesco Giubilei, mi stavo dimenticando la parte più importante, l'ospite delle 14.35. Io ieri sto cercando anche di capire, chiaro, qui tutti voi che ascoltate Radio Libertà, anzi apriamo le telefonate 02 92 94 7222, poi lo sapete, in questi spazio con questo nuovo format ho anche il tempo di leggere i WhatsApp, quindi se volete intervenire. Sto cercando anche di capire, è chiaro che tutti simpatizzano per Donald Trump, come Radio Libertà, come Lega, come ascoltatori eccetera. Io sto cercando di capire, perché in effetti durante l'amministrazione Biden, che francamente nessuno di noi può come dire promuovere, però sono aumentate le esportazioni. E invece Francesco Giubilei, intervistando anche un analista politico, Kenneth Weinstein, ci riporta che molto probabilmente, secondo questo analista politico statunitense, se vince Trump avrà come consigliere, diciamo, a livello internazionale molto probabilmente Giorgia Meloni, un po' come successe per Shinzo Abe, il giapponese Shinzo Abe, perché tra Giorgia Meloni e Donald Trump ci sono anche delle affinità, perché sono degli irregolari underdog, si disse di se stessa la Presidente del Consiglio italiana, e ci sono anche chiaramente delle prospettive, dei punti di vista che sono molto analoghi. Ricordo anche piuttosto bene che nel periodo della campagna elettorale durante il voto del 2022, proprio in una intervista, poco dopo il voto, si riportava anche come Giorgia Meloni fosse una profonda conoscitrice del mondo repubblicano, che avesse partecipato a dei convegni proprio negli States, quindi non a caso, direi, sta portando avanti un certo tipo di politica estera, il piano Mattei. Qualcuno non è convinto, però vedo che sul piano Mattei alla fine la critica si risolve al fatto che l'Italia è un paese irrilevante, ma questo lo si sapeva dal secondo dopoguerra, insomma, è già tanto che sia irrilevante, perché dopo il fascismo, ve lo dice un antidemocristiano naturale, se non andava De Gasperi a dire praticamente a dire grazie e scusa, probabilmente ci trattavano a pedate nel sedere dopo quello che era successo. Quindi andiamo avanti così. Quali sono tra l'altro gli stati in bilico? Gli swing states, ricordiamoli: l'Arizona, che ha 11 grandi elettori, la Georgia 16, il Michigan 15, il Nevada 6, North Carolina 16, Pennsylvania 19, Wisconsin 10. 270 è il numero di grandi elettori che garantisce la vittoria che garantisce la vittoria per entrare nella Casa Bianca, nella sala ovale della Casa Bianca. Poi tra gli altri motivi anche
Io introducendo ho detto perché per l'Italia Donald è meglio che Kamala, per l'Italia e per tutti. Durante la sua amministrazione Donald Trump, lo sapete tutti, non ha aperto nessun conflitto, invece con Biden è successo ancora, addirittura mi ricordo le spese per gli armamenti, i conflitti aperti a suo tempo da Barack Obama, Nobel per la pace, tanto per capire come vanno le cose a certe latitudini. Riporta anche, tra le altre cose, avvicinandosi, ormai siamo in pieno voto, qualche campanello d'allarme per la Harris proviene dal mondo afroamericano. La sostengo, dicevo prima, lei si sente paladina, però gli under 50 sono insoddisfatti della condizione economica e di come sono stati amministrati dal punto di vista economico durante l'amministrazione Biden-Harris, perché Kamala Harris fa finta che lei era in missione per conto di Dio, era la terza dei fratelli Blues, e invece era lì, era la vice, quindi sì, sta cercando di svicolare, però molti non sono contenti, non è stato risolto il problema dell'inflazione, sono state aumentate le tasse, quindi lo sapete, insomma, questi sono temi che negli Stati Uniti possono comportare anche del dissenso. E poi oggi leggevo un altro articolo sempre di Francesco Giubilei, proprio apparso oggi sulle pagine del giornale. Si parla anche delle incidenze che potrebbe avere la comunità cattolica e anche gli ispanici, che starebbero più dalla parte di Trump, perché ci sono anche tra i neri, addirittura, questo lo riportano gli analisti, senza entrare nel merito nello specifico, ci sarebbe un po' di diffidenza nei confronti della possibilità di avere una donna come presidente degli Stati Uniti. E questo è un po' il condimento, insomma, cioè questo è un po', anzi è la traccia delle interviste che poi avremo con Francesco Giubilei. Sono le 12.56, mi sto attardando e cominciamo a leggere i primi genetriaci di questa giornata, che vi ho detto il 5 di novembre, martis. Mettila per punizione, metti subito passa Inter, amala. Metti passa insubordinazione, ammutinamento. No, hai ragione Lorenzo, ti devo rispettare, sei juventino, perché oggi il genetico di Angelo Moratti, che non è il fondatore dell'Inter, ma è stato, tra l'altro devo dire anche una cosa, che per uno come lui pazza Inter amala non era proprio, la sua non era una Inter pazza, io l'ho sentita raccontare la grande Inter di Angelo Moratti, era un meccanismo a orologeria. Pensa che tanti anni fa, tu hai fatto in tempo a vedere, a seguire il grande Barcellona di Guardiola, fine anni 10. Andarono a intervistare sul Foglio, la lessi questa intervista, colui che era un novantenne ed era stata una grande firma, e sono andati sull'Appennino, mi sembra, a trovarlo. Lui raccontava di essere estremamente affascinato dal gioco del Barcellona. Qualcuno scrisse un saggio sull'analogia tra il gioco del Barcellona e i movimenti delle api. Lui raccontava di essere affascinato, era il 2008-2009, quando poi noi invece li abbiamo mostrati, però diceva che non aveva mai visto in vita sua giocare una squadra come l'Inter, la grande Inter. Più della grande Inter forse c'è sempre Mazzolo di mezzo, il grande Torino. Lui raccontava che da giovane era andato andava a vedere le partite da dove abitava, faceva 60-70 km in bicicletta, perché il posto più vicino dove si giocava in Serie A era Livorno. Nero come la notte, azzurro come il cielo, giallo come le stelle, 1908, Inter. Voglio provocare. Era
Le lontane origini della famiglia Moratti credo siano robiche, bergamasche. Lui non è nato a Milano, ma era milanese, suo padre era farmacista, vedovo, lui ebbe un rapporto un po' conflittuale con quella che si dice, sarebbe meglio trovare un altro nome, matrigna, mother in love, in law, in legge, per legge, dicono gli americani, e poi cominciò con tanti commerci finché trovò, salutiamo anche Andrea, grande Andrea, e trovò la strada con il petrolio, divenne ricchissimo e poi costruì la grande Inter, il Mago Herrera, Sandrocchio Mazzola, l'immenso, l'incredibile, lo stupefacente, l'immaginifico Luis Suarez. Andate su YouTube, siete appassionati di calcio e non siete antipatizzanti dell'Inter, andate a vedere le giocate di Luis Suarez. E poi tutto, insomma, Giacinto Facchetti, c'è solo un capitano, Giacinto Facchetti, e poi c'era eh, la, la roccia di Buia, Tarcisio Burgni, considerato uno dei più grandi difensori di quel periodo, Domenghini, e poi ancora Boninsegna, come dimenticare Boninsegna. Poi mio padre andava pazzo, mi diceva, per Jair, era un'ala. Ah, persino Mughini, quando ci ha lasciato, Mughini ha scritto un articolo commovente, bellissimo, su Mariolino Corso. Mughini che è juventino, più di Lorenzo forse, e scrisse un articolo fantastico. Mariolino Corso, insomma, Mariolino Corso era un giocatore che in inverno, quando faceva freddo, giocava dalla parte dove c'era il sole, quindi non giocava dove lo metteva. In primavera e estate, quando faceva caldo, giocava dalla parte dove c'era l'ombra. Ed è stato forse uno dei giocatori più amati della storia dell'Inter. Poi vi racconto l'aneddoto, ve l'ho già raccontato, ma lo voglio ripetere, di Mariolino Corso e Angelo Moratti, per far capire chi era Angelo Moratti e chi era anche questa imprenditoria che stava costruendo l'Italia del secondo dopoguerra. Insomma, diciamo che vedere da Angelo Moratti agli Elkan, il salto, insomma, i Del Vecchio, adesso i fratelli si fanno, cercano abbiamo visto, insomma, quello che ci dicono i giornali. Fermiamoci invece, sono le 13:01. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Porta con te ovunque. My old friend, I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night
and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of Eccoci di nuovo in diretta in simultanea con Radio Libertà. Domani è un altro giorno. Chi lo diceva? Lo diceva Rossella O'Hara, alias Vivian Leigh in Via col vento. 2 nomination e 2 Oscar. Vivian Hartley era il suo vero cognome. Inglese, attrice inglese. Tanto si parlava prima della secessione, eccetera, appunto. Via col vento è ambientato proprio in quel periodo storico. Per anni è stato il film con maggior numero di nomination e vittorie agli Oscar. Non so se poi è stato battuto da Titanic, poi non ho più seguito. Avete sentito Sound of Silence di Simon & Garfunkel, perché oggi è il genetriaco di Art Garfunkel, e sentiremo ancora altre canzoni di questo duo che ha segnato la storia del pop rock mondiale, direi, tra gli anni 60 e 70, ma sono diventati dei classici, e sentiremo un po' di loro canzoni, anche perché mi è arrivato appena adesso la comunicazione che purtroppo Francesca Musacchio non ce la fa, ha avuto dei problemi dell'ultimo momento. Sono gli inconvenienti della diretta, come diceva De Curious, ma noi proseguiamo, c'è il piano B, ci sono sempre molto materiale. Tra l'altro ci sarà l'occasione di fornirvi più musica per voi, perché ve lo annuncio subito, abbiamo anche tra i genetriaci, e quindi almeno 2 canzoni come si fanno a sentire. Tra l'altro il figlio è stato intervistato più volte anche qui a Radio Padania, prima ancora che Radio Libertà, Pierangelo Bertoli. Scusate, ma eppure Sofia è un manifesto. A tanti anch'io da giovane preferivo a Muso Duro, ma poi Eppure Sofia è solo poesia, lì è poesia, quando c'è la poesia. Personaggio assolutamente notevole, oltre che grande cantautore. E l'aneddoto. Allora, prima dei mondiali del 1966
l'Inter gioca un amichevole, credo addirittura col Portogallo, la grande Inter, e nell'Inter gioca Mariolino Corso, che non fu convocato dall'allora tecnico mondino Edmondo Fabbri della nazionale italiana, che andò incontro poi alla disfatta coreana. Non fu convocato e c'era tra i tifosi, fu molto contestato, perché i tifosi stravedevano per Mariolino Corso. Forse solo il Beccalossi è stato Evaristo, è stato amato in modo, perché Ronaldo ha tradito. Evaristo invece no, e tantomeno Mariolino Corso, che era di Verona peraltro, e quindi un pazzo veneto. I veneti sono più pazzi di quanto pensiate, forse anche quello è una delle componenti che li salva. La faccio breve. Mariolino Corso segna 2 gol, gioca una partita pazzesca, ed entrambe le volte va sotto la tribuna dove c'era, perché era la grande Inter, era piena di nazionali, c'era proprio del Mondino Fabbri. E cosa ha fatto? Gli ha fatto il gesto dell'ombrello. Pam, così, che quella volta 1966, già adesso sarebbe comunque, ma quella volta scandalo, era solo un amichevole, non era però scandalo, e tutti a chiedere una punizione esemplare, deve essere punito, e tutti a chiedere ad Angelo Moretti di metterlo fuori squadra. Elenio Herrera ogni anno lo metteva sulla lista dei partenti. Angelo Moratti diceva tranquillo, lo vendiamo, e poi naturalmente se lo teneva lì. E insomma, morale della favola, Moratti tranquillizza tutti, Angelo dice tranquilli, ci penso io, avrà la punizione che si merita. Poi naturalmente passa il tempo, ci sono i mondiali, il disastro italiano, le vacanze, agosto, eccetera. Riprende la preparazione per il campionato, e durante il ritiro Angelo Moratti va a chiamare Mariolino Corso. Vieni. E Mariolino Corso, insomma, era un po' impaurito, si ricordava bene o male. Lo prende dal suo ufficio, lo porta sulla finestra, credo, sulla porta, insomma, che dava sull'esterno dall'ufficio, e gli indica un pagoda. Hai presente il pagoda è la cabriolet della Mercedes, insomma, è una delle auto più belle che esistano. Gli porge un paio di chiavi e gli fa: questa è la tua punizione. Gli ha regalato il pagoda come punizione. Questo per dire ai tempi, insomma, gli anni ruggenti, gli anni 60. Poi un illustratore strepitoso, per anni e anni ha illustrato le pagine della Domenica del Corriere, Walter Molino, quindi un grande. E poi facciamo partire la sigla che ti avevo detto, che così sì, bravo, perfetto. Auguri a Gianni Vasino, che oggi compie 88 anni, 90° minuto. Parliamo ancora di anni ruggenti. Lui era sempre in collegamento da Milano, commentava il Milan e l'Inter. I milanisti dicevano che era interista, gli interisti dicevano che era milanista. Era semplicemente un professionista molto serio, molto bravo, che dava dei resoconti puntuali e più che esaustivi. Auguri a lui, naturalmente. Poi abbiamo Elke Sommer, attrice tedesca, che poi smise con la recitazione per darsi prima al canto e poi alla pittura. Ebbe una lunga liaison con l'attore Peter Sellers, l'ispettore Clouseau della Pantera Rosa. Vorrei una stonza, se vi ricordate.
Poi Art Garfunkel, l'ho già detto. Cosa ha detto? Una bella frase, mi è piaciuta di Art Garfunkel. Ci sono dischi bagnati, dischi asciutti e grandi dischi. Il signore sì che se ne intendeva. E poi da Sassuolo, appunto, Pierangelo Bertoli. Facciamo così, lo mettiamo a muso duro, mettiamo a muso duro. Tanto abbiamo tutto il tempo a nostra disposizione. Beh, forse sì, scusami. Adesso, tanto abbiamo tutto il tempo, ripeto, do anche un'ansa. Il piano ITA Lufthansa non è stato consegnato all'UE. Lo stop è arrivato nella notte, documento firmato anche da vettori rivali, ma non dal MEF. Secondo quanto riporta il Corriere.it, la compagnia tedesca avrebbe chiesto di rivedere al ribasso 829 milioni la cifra dell'intero accordo, ma gli emissari del Tesoro hanno detto no. E invece noi diciamo sì al muso duro di Pierangelo Bertoli.
Sì, Pierangelo Bertoli, abbiamo aperto le telefonate e abbiamo il primo intervento della giornata per quanto riguarda questa trasmissione, ovviamente. La parola, come dico sempre io, la parola a chi ce l'ha. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Buongiorno. Allora, sempre a riguardo delle elezioni americane, devo dirle questo oggi, che le urne non contano nulla, vincerà comunque il Deep State, mi sembra che l'inglese sia giusto così. E allora non c'è da stare col fiato sospeso in attesa che le urne dicano se sarà Donald Trump o Kamala Harris, il nuovo presidente degli Stati Uniti. Non si deciderà nulla per il futuro del mondo, vincerà comunque. La visione disincantata è quella di Jeffrey Sachs, cioè docente di economia della Columbia Università americana. Nessuno dice Sachs sa chi vincerà. Se ci saranno violenze dopo il voto non faccio previsioni, ma i presidenti, sottolinea, non contano nulla. Abbiamo invece un deep state molto potente che noi non guidiamo né controlliamo. Il riferimento è dell'amministrazione americana con ramificazioni nella CIA. È tutto qua, io la saluto e buona giornata anche a lei. Grazie alla signora Lisetta. Era, se non sbaglio, il 1800, è datato 1897 la frase di Mark Twain: se votare servisse a qualcosa non ce lo permetterebbero. In realtà è una frase anche un po' nichilista per certi aspetti. Penso che se pensiamo di risolvere tutto con il voto siamo fuori strada. Ero un ragazzino che mi veniva da ridere quando sentivi il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del pianeta. Stai calmino, non è così, non può essere così, ed è per fortuna che non è così. Credo che, come dice la signora Lisetta, il deep state, è quello sì, è quello che non vedi, è quello che non ha nome e cognome, è quello che non appare sui giornali, che è molto importante. Credo che dobbiamo anche accettare come umili, semplici cittadini, che ci siano certe gerarchie di potere, dobbiamo però, cioè, non dobbiamo rassegnarci a subirle. Quindi il voto è uno strumento, non può essere solo quello, lo strumento è anche quello di optare per scelte che vadano verso il nostro bene personale, non il nostro benessere, il bene, che poi fosse facile, lo faremo tutti fosse facile, però diciamo sono le nostre scelte che ci disegnano come persone. Il voto fa parte di un tratto di queste scelte. Vediamo insomma quello che ho visto, che mi ha rubato le frasi Marco Travaglio dell'editoriale di oggi. Lo dicevo io, no? Come al more solito, dicevo ai latini: quando voti come vogliono loro va tutto bene, se invece non voti come vogliono loro i brogli. Era accaduto anche con la Brexit, se vi ricordate. Adesso Georgia, Moldavia, eccetera, vediamo questo balletto, e succederà anche qualcosa del genere, potrebbe succedere anche con gli Stati Uniti. Vediamo, lo scopriremo domani, perché le operazioni di voto credo si concluderanno, vado a memoria, spero di non sbagliare, alle 23 ora italiana di questa sera, non vorrei sbagliare, quindi sapremo domani mattina. E poi non è detto, perché ci saranno i ricorsi, ci saranno una cosa francamente che personalmente come cittadino mi lascia un po' perplesso: il voto postale. Il voto postale se mi metti in dubbio il voto della Georgia, io posso metterti in dubbio il voto postale, se permetti, anche se ti chiami USA. Vabbè, questa è la mia personalissima opinione. Però ecco, una riflessione sulle parole del deep state citato da signora Lisetta. Ci sarebbe un modo un po' per proteggersi, è la famosa trasparenza, però non è merce che si trova al supermercato a tutti i livelli, quindi a destra come a sinistra. I fatti propri, anche a livello personale, i fatti propri non sono, di solito ce li teniamo per noi, e quindi è un meccanismo anche di tutela
che si perpetra anche per quanto riguarda il potere. La trasparenza, si parlava molto della trasparenza, vi ricordate? Dovevano apparire, era una cosa lanciata dai 5 Stelle che il PD, mi sembra, a malincuore aveva raccolto un bel po' di anni fa, agli inizi dei 5 Stelle. Quelli che appaiono in televisione, a TV pubblica, deve apparire quanti soldi prendono dalla TV pubblica. Ecco, per me è una cosa un po' barbara quella, se vogliamo, però era comunque il fatto di poter accedere ai conti di un'azienda di Stato e vedere quanti soldi e come spendere questi soldi, questo dovrebbe essere di libertà d'accesso a tutti. Invece non è così, perché non trovi i dati, non ci sono, non parte, non funziona, è bloccato. Perché poi cosa hanno fatto? Questo, sto chiacchierando troppo e mi taccio, vado avanti con i genetriaci. Allora, hanno detto trasparenza, e poi cosa hanno fatto per impedire danni? La privacy. Ecco, la privacy. Allora, quando riguarda i fatti miei, la privacy non esiste. Quando riguarda i fatti loro, c'è la privacy. Andiamo avanti, dai. Un attore drammaturgo ha vinto un Pulitzer e ha avuto una nomination Pulitzer nel 1977 e una nomination all'Oscar nel 1984, Gente comune, credo fosse il film. Sam Shepard, drammaturgo, attore, sceneggiatore. Le parole che uso in modo eccessivo sono tutti avverbi. E poi Libera e Bella. Libera e Bella. Chi è Libera e Bella? Il filosofo per excellence francese, Bernard-Henri Lévy, quello che si presenta con la camicia sbottonata, tutto sexy. Allora, sapete, dedico Lorenzo, allora io direi di dedicare, se ce l'hai pronta, Mrs. Robinson di Simon e Garfunkel, arriverà tra poco, gliela dedichiamo tutta a Bernard-Henri Lévy. Mrs. Robinson. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our lives. We like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinsons affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Cuckoo-cuckoo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God
Unless you please, Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. La tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci di nuovo in diretta in simultanea alle 13.30 Radio Libertà con Lorenzo il Magnifico sulla tolla di comando e regia tecnica. Avremmo dovuto avere Francesca Musacchio, casomai vi leggo un po' la presentazione, la sinossi dell'intervista, perché il tema era di interesse. Io cerco sempre di portare dei temi di interesse, ma parlando di terrorismo è sicuramente un tema anche molto particolare. Allora, noi però andiamo avanti con questi genetriaci, il Richelieu della sinistra italiana. Non è imbroccata una, a dire la verità, ma però lui trama. Goffredo Bettini. Non so se sia una leggenda metropolitana, si racconta, lui è molto amico di Giuliano Ferrara, si racconta che lui adesso è dimagrito molto, Goffredo Bettini, un tempo era addirittura più obeso e grasso di me, e si racconta che cenavano spesso assieme, si racconta che quando trovavano la cena di particolare gradimento la ricominciavano da capo. Sì, la ricominciavano da capo, finivano col dessert e ricominciamo di nuovo, antipasto, primo, secondo. Buon gustai! E andiamo avanti. Abbiamo adesso due calciatori. Intanto Lorenzo, comunicazione di servizio in diretta, prova a vedere, è molto difficile trovarla. Io ce l'ho in CD a casa, ma non... la colonna sonora di Moon, che era un film del figlio di David Bowie, tra l'altro, con Sam Rockwell come attore protagonista. Sam Rockwell che poi ha vinto l'Oscar per 3 manifesti a Hebden Road. Allora, i due calciatori sono un ucraino, Oleg Blokhin, ma per noi quella volta era russo, era fortissimo, era una locomotiva, la locomotiva ucraina, perché è ucraino appunto. Ha vinto il pallone d'oro nel 1975, giocava nella Dinamo di Kiev, che vinse, se non sbaglio, 2 coppe delle coppe, e lui era davvero un giocatore strepitoso, grandissima proprietà tecnica, ma esplosività atletica inaudita. Davvero uno spettacolo, cioè, non uno spettacolo, faceva impressione perché non capivi come potevano fermarlo. Non l'ho visto giocare tantissimo, ai tempi non era come adesso, però me lo ricordo bene, impressionante. E poi Vincenzino D'Amico, che è scomparso lo scorso anno, era diventato un commentatore televisivo, talentuosissimo, da Latina, talentuosimo. Lui ha detto: io non volevo diventare un giocatore di calcio, io volevo diventare un giocatore della Lazio, e lui con la Lazio ha vinto lo scudetto del 1974 con Giorgio Chinaglia. E ha detto una frase, ma l'ha detta 40 anni fa, no, quasi 50 anni fa praticamente, ormai poco meno di 50 anni, no, più o meno 50 anni fa,
che all'epoca non dava scalpore, oggi apriti il cielo. Dice ormai, ha detto un giorno Vincenzo D'Amico, a giocare bene con la palla siamo rimasti solo io e il Negretto. Il Negretto era Pelé. Quella volta la parola si poteva dire, adesso anche giustamente le persone di colore possono sentirsi insultate e quindi sono una delle poche cose buone della world culture. La parola negro poi a ripensarci tutto sommato era proprio brutto e quindi mi ricordo un titolo di oggi quando una rampolla dei Savoia si era fidanzata con un giocatore del Milan di colore e c'era il nome di questa rampolla su, o credo fosse Oggi o quei giornali lì, insomma, scandalistici, proprio la copertina c'era e il suo negro. Francamente, credo potessimo interpretarlo in termini offensivi anche sarà stati fine anni 60, primi anni 70. Eh, quindi non mi dispiace che si sia deciso di togliere questo, anche se la usavamo non in termini, non con intenzioni. Io, per esempio, non usavo in termini con intenzioni offensive, ma però poi mi sono accorto che il suono poteva. Vabbè, sono un pentito. Hai trovato? E allora proviamo a sentire.
Clint Mansell è l'autore di questa per me notevole colonna sonora, molto suggestiva, molto evocativa. Fa parte appunto del film di Duncan Jones, figlio di David Bowie. È un film particolare con un attore fantastico. Mi ricordo prima di questo film, che è precedente a Source Code, ho visto al cinema, mi ricordo Source Code, ed ero rimasto molto colpito. Credo non sapessi nemmeno che era il figlio di David Bowie. Mi ero dimenticato che David Bowie si chiamava Jones di cognome. E mi era piaciuto molto. Parlando con un collega, ma tu dovresti vedere ancora più bello Moon. Moon è una storia molto claustrofobica, parla di un astronauta che si trova in una navicella che ha perso il contatto con la Terra e quindi è destinato a scomparire. Non so se è una base lunare, comunque davvero terribile. E questa musica trasmette tutta l'angoscia, e l'interpretazione di Sam Rockwell per me era da Oscar anche lì, che poi appunto 3 manifesti a Ebbing, Missouri per la precisione, era il film dove ha vinto l'Oscar come attore non protagonista. Andiamo avanti perché adesso volevo chiudere con facciamo così, andiamo a vedere un po' di sondaggetti, perché allora qua intanto un WhatsApp. Luca da Brescia: è colpa d'Alfredo, ogni modo non trovi che sia più offensivo specificare il colore della pelle piuttosto che usare la definizione scientifica della sabotenia, anche se suona male? Mi sono lasciato influenzare una volta. Luca, pensavo che fosse più razzista, poi alla fine Luca deve essere più giovane di me, invecchiandoci non tutti, il sottoscritto ci si rammollisce. E quindi colpa, sì, probabilmente, non so, Luca deve essere forse uno, però è giovane lui, 37-38 ascoltatori che ricordano probabilmente ancora Mai più senza, perché il Mai più senza aveva l'incipit della sigla: è andata via col negro la troia, e quindi è andata via col negro la troia, cioè non so se mi spiego, è andata via con il negro la troia, è proprio il manifesto non del politicamente scorretto, dello sconcio. Però Vasco Rossi, adesso poi Vasco Rossi ha detto che sono tornati i nazisti, che avevano messo in prigione il suo papà, quindi lui può dire quello che vuole, vabbè. Voi sapete quello che ho sempre pensato, l'ho pensato, l'ho detto in tempi non sospetti, quindi inutile, adesso sarebbe facile ripetere quello che ho sempre pensato di Vasco Rossi. Sinceramente, dal punto di vista musicale, io, per fortuna mia, non è un merito, perché mi sono trovato nel posto giusto, anche se era sempre un posto sbagliato, nel momento giusto, seconda metà degli anni 70, Pordenone, il complotto. Insomma, sono stato abituato meglio, musicalmente parlando, sono stato abituato a musica Roxy Music, Cure, David Bowie, persino Lucio Dalla, persino Lucio Dalla, non scherziamo, Joy Division, e poi tanti i Bauhaus, insomma, una miriade di conoscenze, una miriade di opportunità di conoscenza musicale, che ovviamente poi quando arriva questo vado al massimo, ti viene da ridere, no? Cioè, scusa, io ascoltavo Ian Curtis, i Joy Division. Ian Curtis si è ucciso, si è suicidato. Te sei qua che fai finta di essere sbronzo, vado al massimo. Quindi l'ho sempre un po'. Poi ha fatto canzoni bellissime, per carità, non sarò certo io a negarlo. Era un po' il personaggio, soprattutto questo tributargli onori che una volta, sì, che francamente trovavo sproporzionati. Maurizio: Pellegrini, una volta a Modena c'erano solo pochissimi di colore, giovani, ed erano contesi dalle donne per questo. Vasco lo cita con rabbia. Maurizio, siamo in zona cartellino rosso.
Ma tu Luca mi sembri mi non so perché mi sembrai più giovane e si vede che tu li porti meglio. E dice per fortuna che ascoltiamo musica di altri generi, noi vecchi, Luca. Sì, e anche un po' di allora, secondo me la musica te la vai anche un po' a cercare. Tu hai gusti analoghi ai miei, te sei andato a cercare la musica come ho fatto io. La fortuna è quella, dici, noi vecchi, che in quegli anni 70, 80 c'era un'offerta, un panorama sconfinato, ma anche ordinato, era ancora ordinato. Io lo ricordo sempre il negozio di dischi, entravi, i vinili, avevi musica italiana, rock, stranieri, jazz, blues, folk addirittura, mi sembra, cose del genere. Quindi avevi un'autostrada a 7-8 corsie dove potevi andare a quella velocità, a quell'altra velocità, dove andavi, quella andavi a Genova, quelli andavi a Torino, quelli andavi a Venezia, eccetera. Quindi avevi delle direzioni e poi te le sceglievi te. E poi crescendo c'era naturalmente il compenetrarsi dei generi. In età più matura scopri il jazz, eccetera, eccetera, eccetera. Dico, i ragazzi di adesso con Spotify hanno delle opportunità sconfinate, non so se sempre per loro possibile, come è stato per noi, Luca, da ragazzi, avere orientamento. Probabilmente se avessi la loro età Spotify sarebbe fantastico, perché se ti ricordi, Luca, io non so, io sono di popolare, sì, non mi mancava niente, ma non è, i dischi costavano cari, mamma mia, il vinile, ui, 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 ui. Quando cominciai a lavorare quindi mi comprai lo stereo, mi potevo permettere addirittura un 33 alla settimana, mi sentivo ricco. Scusate, ecco qua, l'emozione dei ricordi. Andiamo avanti. Chiudiamo allora alle 14 mettiamo Eppure Soffia, che è un capolavoro assoluto. E adesso andiamo a scusate, fammi sparire, che è brutto vedere un grassone che beve. Eccoci qua. Allora, scusate. Oibò, dove sono finiti? Avevo un sondaggio solo, ma avevo anche degli Istat, dopo cosa me li cerco. Questo è un sondaggio Tecne, committente agenzia a dire, sul gradimento del governo. Borsino dei partiti, prima di tutto: Fratelli d'Italia 29,6, PD 23,1, Forza Italia 11,3, 5 Stelle 10,6, Lega 8,4, Verdi e Sinistra 6,2. I leaders: Giorgia Meloni 44,1, Antonio Tajani 37,5, Elly Schlein 30,5, Giuseppe Conte 29,4, Matteo Salvini 26,3, Emma Bonino 20,3, Carlo Calenda 19,3, Angelo Bonelli 16,7, Nicola Frattoianni 16,5. Chiude la classifica fanalino di coda Matteo Renzi 14,5. La fiducia nel governo 40,6 a fiducia, 52,1 non ne ha. Verso le presidenziali tra Kamala Harris e Donald Trump, chi vorreste come presidente degli Stati Uniti? Il 43% dice Harris, invece solo il 24% dice Trump, non sa il 33%. Adesso voglio vedere, scusate se recupero. Sai perché questa tossetta? Un po' l'ho sempre avuta, Lorenzo. Io posso dirlo, è una cosa un po', non vorrei violare la privacy. Sei uno svapo, no? Tu svapi, si può dire che svapi? Tanto me l'ho detto. No, perché io e Lorenzo ci confrontiamo. Ecco, sai perché? Perché purtroppo è aumentato di nuovo il numero delle sigarette tradizionali. Quando ti ricordi che il rapporto era 2 a 1 o addirittura 3 a 1,
anzi il rapporto era 3-1. Quando il rapporto era 3-1, cioè 3 sigarette Svapo a 1 normale, non avevo più questi problemi. Adesso purtroppo il rapporto è 1-1 e devo darmi una regolata perché così non va bene. Poi io non sapete, non accetto queste crociate che hanno scatenato contro lo Svapo, perché perché poi mi confronto, insomma. Certo, vedi che ci sono quelli che svapano tutto il giorno e probabilmente tutto il giorno con lo svapo attaccato non va bene, però se lo usi come sostitutivo è un cambiamento da così e così, senza avere la frustrazione di non fumare più. Allora abbiamo benessere e disuguaglianza in Italia, eccolo qua, questo l'ho trovato, vediamo se ci sono delle cifre. Dal punto di vista della disuguaglianza di genere, notevoli sono stati i progressi in ambito educativo e culturale per le donne. Una giovane donna su 3 nella fascia d'età 25-34 anni è laureata contro 1 su 4 tra gli uomini. Le regioni del nord presentano più spesso indicatori di benessere con valori migliori rispetto alla media nazionale, mentre il mezzogiorno presenta ancora situazioni di marcato svantaggio. Quindi è una sintesi dei principali risultati, ne sapremo di più in future. E poi vediamo anche qui, mi sa sono dati benessere equo e sostenibile dei territori, report città metropolitane 2024. L'Istat diffonde un nuovo report sui profili di benessere delle 14 città metropolitane e quindi ancora analisi permette di confrontare le 14 città dove vive il 36% della popolazione, evidenziando i divari. Ecco, queste sono delle anticipazioni. Togliamo pure la condivisione e andiamo adesso, perché non so se riusciremo a avere Francesca Musacchio. Si scusa con gli ascoltatori, ha avuto proprio un problema che non poteva risolvere, e quindi non. Io intanto direi di fare così. Io leggo la sinossi che ho preparato sul profilo Facebook dell'intervista a Francesca, ve la leggo e in contemporanea mandiamo Lorenzo le immagini inerenti a questo argomento, quindi riusciamo in qualche modo a fornire il servizio che era previsto dalla scaletta. Allora, ricordiamo Francesca Musacchio, che è direttore di FCS.report e collabora con Il Tempo. In Europa il rischio di attentati terroristici resta un convitato di pietra quasi impossibile da sfrattare. Le intelligence europee infatti hanno individuato alert diffusi che riguarderebbero tra gli altri paesi come Francia, Spagna, Germania e anche Italia. Proprio in Germania la polizia è sulle tracce di un uomo fermato con una borsa contenente esplosivo. Il soggetto, controllato casualmente nella stazione della S-Bahn di Neukölln, viaggiava verso Berlino, ma dopo il fermo sarebbe riuscito a scappare lasciando dietro di sé la borsa all'interno della quale sarebbe stato ritrovato il TAP, il triacetonetriperossido, una miscela altamente esplosiva utilizzata frequentemente negli attacchi terroristici islamici. Ma non solo, secondo le informazioni diffuse sui media, il ricercato era in possesso di un documento di identità perso durante la fuga, appartenente a un polacco di 30 anni. Dagli accertamenti effettuati dalla polizia, quel documento sarebbe stato segnalato come rubato dal 21 gennaio 2022. Tuttavia le indagini proseguono. Secondo la polizia tedesca non sarebbe possibile al momento parlare di un attacco terroristico sventato, ma le intelligence europee sono focalizzate anche su un altro aspetto del rischio terrorismo, le attività dell'Iran in Europa, che includerebbero il reclutamento di criminali locali per compiere attacchi non solo contro i dissidenti, ma anche contro le comunità ebraiche obiettive UE, considerata contigua alle politiche, l'Unione Europea cioè è considerata contigua alle politiche israeliane. Ma aggiungo io che è un'opzione che abbiamo già visto ai tempi delle Brigate Rosse. Quando le Brigate Rosse erano verso
diciamo, il loro declino cominciarono da soldare criminalità organizzata. Cesare Battisti, per esempio, era un criminale. Scusate. Poi è passato per essere comunista, politicizzato, eccetera. E si usano anche trafficanti di droga. Un recente rapporto dell'International Center for Counterterrorism conferma che il governo iraniano usa sempre di più trafficanti di droga e altri criminali in Iran come intermediari per reclutare criminali per effettuare attacchi all'estero. Anche Francia, Germania e Inghilterra hanno evidenziato il problema. Nel Regno Unito il direttore generale dell'MI5, Ken McCallum, ha rivelato che dal gennaio 2022 le autorità hanno sventato circa 20 attentati indotti dall'Iran contro cittadini e residenti del Regno Unito, mentre ad aprile un criminale francese, dopo l'arresto, avrebbe ammesso di aver ricevuto 1.000 euro per scattare fotografie della casa di un bersaglio a Monaco. Ma i casi scoperti di proxy iraniani attivi riguarderebbero molti altri paesi, come Svezia e Belgio. Infatti la rete iraniana che dei trafficanti di droga locali arriva a ingaggiare criminali europei sarebbe molto estesa e non risparmierebbe l'Italia. Quindi questo è lo stato delle cose ed era l'argomento di cui avremo trattato con Francesca Musacchio. Allora togliamo la perfetto e andiamo in Contos 13.55, linee sempre aperte, se volete intervenire andiamo un po' a dare qualche aggiornamento. ANSA.it, Banca Italia, l'economia fatica, Istat 2,4 milioni di beneficiari in più del taglio del cuneo. L'Inps promuove la legge di bilancio, il presidente dell'Inps Fava, quota 103 poco utilizzata, ad oggi 1.600 domande. Il vice ministro Leo dà il concordato oltre 1,3 miliardi secondo le prime stime. Era anche la notizia d'apertura del Sole 24 Ore, questa se non sbaglio. Ancora qui invece la notizia di Ita Lufthansa data diciamo come scoop dal Corriere, e poi Papa Francesco a sorpresa a casa di Emma Bonino, l'ho trovata benissimo. La moglie del capotreno accoltellato si alza alle 3 e mette con orgoglio la divisa. Quando esce ho paura. Pensate che Deborah Serracchiani è riuscito a dare la colpa a Salvini. C'è un egiziano 21enne trovato senza biglietto, ha accoltellato il capotreno che voleva farglielo pagare, non fargliela pagare, che voleva giustamente, perché se no il biglietto lo paghiamo solo noi fessi. Tanto io spesso ho una specie di intermezzo nei sogni, la mia attività onirica è molto intensa, ho un piccolo, come uno spot dove io mi trovo o in treno o soprattutto in metropolitana, in autobus senza biglietto e il bello è che sono in ambasce perché non mi rendo conto di non averlo. Nel momento in cui me ne rendo conto mi spavento. Purtroppo quello è un sogno, invece purtroppo questo capotreno Rosario Ventura, che stava facendo il suo lavoro. Ecco, però Serracchiani dovrebbe ricordarsi che quando è accaduto in anni passati di capotreno che cercassero di far pagare il biglietto ai immigrati, non so se questo è di origine, questo ragazzo, questo tentato omicida di origine egiziana, comunque diciamo a immigrati o immigrati di seconda generazione, fate voi, quando sono sempre stati presi di mira da esponenti della sinistra, sono sempre stati trattati come intolleranti. Quando una capotreno aveva diffuso, credo con le ferrovie Nord, aveva diffuso attraverso il phone l'audio, voglio dire, basta, attenzione, furti, aveva detto che c'erano degli zingari che stavano rubando, hanno fatto di tutto per licenziarla. E chi ha fatto di tutto? Personaggi esponenti di sinistra,
Quindi Serracchiani adesso non è che si possa rovesciare sempre così la frittata come si vuole, bene o male dei fatti ci sono. Allora 13:59, prepariamo pure soffia, andiamo a vedere cosa dice Repubblica. Campagna, il Consiglio regionale approva la legge per il terzo mandato di De Luca. E poi elezioni presidenziali. Questo è Dago Spia, ovviamente. Quanto trombano i presidenti americani? La storia degli Stati Uniti è piena di scandali. Scappatelle e storie di sesso con al centro l'inquilino della Casa Bianca. JFK e Kennedy avevano una lista di amanti da fare invidia a Rocco Siffredi. Bill Clinton soffrirebbe di una disfunzione ormonale che gli provocherebbe un'insaziabile fame di sesso. Trump e le storie con Stormy Daniels e Karen McDougall. George Bush Senior ha frequentato per 12 anni la sua segretaria. Ma come? George Bush? Sempre così serio, così composto? Che delusione. Le voci sulla bisessualità di Obama e Franklin Delano Roosevelt, che cornificava continuamente la moglie. L'unico santarello, Joe Biden, che rivelò il segreto per un matrimonio solido: fare buon sesso. Hai capito? Sleepy Joe, l'addormentato Joe, dorme ma non solo. Allora fermiamoci qui e poi riprenderemo con Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Allora, eccoci sempre in simultanea con voi quando sono scoccate le 14:04
questa è Radio Libertà. Adesso parte la rubrica Qui Parlamento. Jacopo Morrone ci parla delle procedure di infrazione UE. È un documento, un servizio che ci arriva direttamente da Montecitorio e che ci viene procurato da Lorenzo il Magnifico, che ringrazio per la sua collaborazione puntuale e precisa come sempre. Allora, la parola a Qui Parlamento. Poi io metterei, dopo Qui Parlamento, torniamo a Simon e Garfunkel. Avevo indicato Cecilia, ma proviamo Cecilia. E dopo c'è mi raccomando, c'è il Segui la Lega. Buon proseguimento. Qui Parlamento. Oggi si dibatte la conversione in legge del decreto legge che ha per oggetto alcune disposizioni urgenti per obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazioni pendenti nei confronti dello Stato italiano, che permetterà di facilitare le conclusioni di diversi casi di infrazione, per alcuni con l'immediata archiviazione, rispettando i tempi tecnici della Commissione Europea. Per altri, le norme adottate dal Governo risultano essere uno strumento idoneo per raggiungere in tempi utili l'archiviazione. L'approvazione di questo provvedimento consentirà di dare risposte in modo veloce ad alcuni procedimenti di infrazione aperti dall'Unione Europea nei confronti del nostro Paese e di ridurre il numero di procedure di infrazione pendenti, che risalgono anche ad anni passati, in modo da poter raggiungere il minimo storico. Vorrei comunque evidenziare che si formano situazioni di incoerenza tra le disposizioni europee e la normativa nazionale, e non è solo dovuto alla loro applicazione, ma alla fase dell'elaborazione delle norme, che spesso risultano non tagliate sulla misura del Paese o di difficile applicazione. Dobbiamo infatti valutare il fatto che non sempre quando viene aperta una procedura di infrazione si tratta di negligenza, ma è possibile che si possa incorrervi perché sono cambiate le condizioni e di conseguenza un Paese deve far valere i propri legittimi interessi rispetto a un quadro normativo teorico che diventa così inapplicabile. Questo governo sta sanando infrazioni, superando ritardi accumulati nel corso di altre legislature e sta guadagnando sempre più autorevolezza e credito in Europa, proprio perché non teme di porre l'interesse degli italiani prima di quello dell'Europa. Ciò vuol dire anche che consideriamo rilevante rispettare direttive e regolamenti europei in un rapporto di correttezza dei rapporti istituzionali con l'Unione Europea, risolvendo le problematiche ancora aperte, ma chiedendo altrettanta attenzione e rispetto per le nostre caratteristiche peculiari e per la necessità del nostro Paese. Veniamo da un periodo lungo di governi riluttanti a far valere in Europa gli interessi nazionali del nostro Paese. Ciò ha significato un grande fraintendimento, e cioè che qualunque decisione assunta a Bruxelles o a Strasburgo fosse automaticamente un bene per l'Italia, per la sua crescita e per il suo futuro. Penso per esempio alle politiche migratorie. Oggi le politiche migratorie del governo italiano sono state assunte come modello dalle politiche migratorie dell'Unione Europea dopo anni di fallimentare assenza su questo problema cruciale. Si è instaurato in Italia una sorta di dualismo dogmatico per cui è europeista autentico solo chi nelle sedi negoziali non si contrappone o comunque non lo fa con determinazione necessaria, con le misure che sono in contraddizione con le esigenze e le tipicità del nostro Paese e dei suoi abitanti. Al contrario, si può essere europeisti mantenendo la libertà, mantenendo la sovranità, riorientando le politiche europee in modo che non trascendano dalle proprie competenze e che producono regolamentazioni che tengano conto degli interessi di alcuni Stati membri più che di altri. Si può essere europeisti, Presidente, anche non aderendo supinamente ad ogni norma dell'Unione Europea. Si può essere europeisti anche agendo con risolutezza perché le decisioni assunte a livello europeo non vadano in senso opposto alle necessità del nostro Paese. C'è molto da riflettere, infatti, sui motivi che hanno ingenerato in certi casi ritardi e inadempienze e che hanno poi dato origine a procedure di infrazione o di precontenzioso da parte della Commissione europea. Il fatto è che le norme o le direttive UE, una volta adottate in quei casi, si sono poi manifestate di difficile attuazione rispetto al nostro ordinamento e alle specificità del sistema Paese. È vero tuttavia
che se oggi c'è un governo che mette in primo piano l'interesse nazionale e intende negoziare per ottenere attenzione, condivisione ed eventuali modifiche in sede di contrattazione, altrettanto lo stesso governo si pone positivamente di fronte alla necessità di adeguarsi a normative europee in vigore, come intende fare con questo decreto, che ripeto punta ad agevolare la chiusura di ben 15 procedure di infrazione e un caso pilota UE. Come ho già evidenziato, con la prospettiva di chiusura delle 15 procedure di infrazione qui rappresentate, si va a risolvere una parte del carico che noi abbiamo ereditato. Mantenendo un numero limitato di infrazioni come in questi 2 anni di governo, è evidente che ritaglieremo un posizionamento per l'Italia sotto la media europea. È con questo spirito che il gruppo Lega voterà quindi convintamente a favore del provvedimento, come sarà annunciato anche in dichiarazione di voto. Grazie. Qui Parlamento. Celia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come home. Celia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come home. Come home. Making love in the afternoon with Cecilia up in my bedroom. Making love, I love, wash my face. When I come back to bed, someone's taking my place. Celia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you, please, to come home. Come on home. E allora, una miniera senza sosta, Simon e Garfunkel. Allora, qui c'è questo ascoltatrice. Simon e Garfunkel, considerato il tuo rapporto particolare con Joy Division, che ne pensi dei Fontaines DC musicalmente? Perché politicamente credo siano di sinistrissima. Ho una conoscenza, io credo, non so adesso, caro ascoltatore, e intanto grazie per queste segnalazioni, che è sempre conoscenza. Credo di averli sentiti una volta sola a casa di un amico, e francamente ricordo qualcosa, ma proprio ma no grandissime linee. Vedo che mi scopro ignorante, ma questa è una buona ignoranza, perché poi la puoi rimediare. E poi sempre Luca, i Violent Femmes, mi segnala i Violent Femmes, quelli li conosco un po' di più, diciamo,
però non credo di avere, forse avevo qualcosa, sì, avevo delle canzoni, neanche album in cassetta registrate da amici ai tempi. Io ho visto, dovrebbe arrivarmi a parte che Luca, scusa, mi sono fatto prendere dall'emozione. Sto ascoltando l'ultimo dei Cure, cioè, ma mi sono commosso. Mi arriva il CD, credo, dopodomani, e quasi quasi lo condivido con gli ascoltatori, anche se, a dire la verità, non tutti amano i Cure, però sono un gruppo, sono considerati il maggior gruppo mondiale di musica alternativa. E l'ultimo disco, io ho sentito il concerto da YouTube, eccetera, ci sono alcune anticipazioni, francamente mi sono commosso ad ascoltare, e quindi vediamo un po' visto che appunto c'è questa opportunità, questo spazio che viene offerto dal prolungamento, che prima durava meno di mezz'ora, adesso dura un'ora. Che giorno è? Il che giorno è, che è comprensivo. Grazie a tutti, continuate pure, anche se volete adesso per seguire la Lega, magari no, ma se volete intervenire telefonicamente 0292 94 7222 02 92 e 94 sono due belle età. 72 non so se ci arriverò, 22 sono stati, per quanto mi riguarda, bellissimi. Allora, io calcolo così, collego l'età, i numeri, per quello me li ricordo abbastanza con una certa facilità. Dicevo, segui la Lega, e poi se volete anche continuare a scrivermi sulla chat, su WhatsApp, e vi segnalo sempre che alle 14.35 con Francesco Giubilei andiamo a parlare di questo tema che sta, insomma, ho visto che ci sono dirette da tutte le parti, e anche la radio domani a partire dalle 11 seguirà, darà conto in diretta di tutto il voto minuto per minuto, il voto Yankee, come dicono quelli che non amano particolarmente gli Stati Uniti. Non l'ho detto io. Allora, andiamo con Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana, o prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, previsto e ammesso anche dalla sintassi. Yeah. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, un sito che un leghista, un militante, un politico, un simpatizzante, ma anche chi si segue la politica, un sito che consiglio di tenere l'occhio. Intanto per i leghisti c'è la possibilità di firmare, di far sentire la propria voce in sostegno a Matteo Salvini. Difendere i confini non è un reato. Hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce, firma anche tu. Questo è un passaggio. Poi c'è la possibilità di leggere l'Instant Book di Matteo Salvini, colpevole mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. Lo sapete, 6 anni di carcere richiesti a Matteo Salvini per il processo Open Arms, la sentenza il 20 di gennaio. Poi abbiamo le feste della Lega e ogni tanto divertiamoci, stacchiamo un po', basta sempre muso duro, beretta fracada, mangiamo, beviamo, e per chi ama le danze danziamo e balliamo. E poi la possibilità, sempre da questo sito, di iscriversi. Iscriviti anche tu nelle piazze in rete su questo sito legaonline.it. È molto facile, si versano 10 euro. Non si può fare anche tramite PayPal,
senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi fornite gli altri dati richiesti, tra cui il codice fiscale, e vi verrà in tempi brevi recapitata la magione. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io raccomando, calorozzi, insinuanti, profondi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti. La tessera Lega Salvini Premier. Poi ancora è importante perché sono aiuti solidi, aiuti che permettono di fare la politica, il 2 per 1000. Questo è gesto di autodeterminazione, quasi autocoscienza civica. Sono i soldi nostri. Allora, intanto il principio è questo: lo Stato ha dei soldi nostri, noi se non altro possiamo indicargli in quale direzione spendere, e questo è importante perché tra l'altro sono soldi che sono già persi. Possiamo salvare il salvabile dicendo allo Stato: me li spendi qua. Questo è un redazionale della Lega e noi con molta gioia vi indichiamo il modo per sostenere la Lega, che è molto semplice. Sul 2 per 1000 non devi fare altro, ripeto, sono soldi persi quelli lì. Se voi invece mettete D43 nel 2 per 1000, aiutate la Lega. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla, una scelta libera a difesa dell'Italia. 2 per 1000, D43. D di Domodossola, 4 le stagioni o i cavalieri dell'Apocalisse o i fantastici della Marvel o il voto in matematica. 3 invece sempre e comunque il numero perfetto. E adesso andiamo a vedere gli appuntamenti con i protagonisti della Lega, vale a dire i suoi politici, che adesso mi sono fuiti. Allora scusate, vediamo, qualche problema. Ecco. Allora andiamo subito a questa sera con 5 minuti con Bruno Vespa, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, alle 20:30 Rai 1, quindi extra primissima serata per il capogruppo leghista. E invece domani, cuore della notte, ora antelucana per chi vi parla, semplicemente alle 8:35 del mattino, Casa Radio con Massimiliano Romeo, che è presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama e che è stato per anni una voce storica di Radio Padania. E poi ancora, anzi, chiudiamo questa carrellata con Susanna Ceccardi, l'europarlamentare, Punto Europa, Rai 3, sabato 9 alle 10:05, Rai 3 Punto Europa, l'europarlamentare Susanna Ceccardi. E direi che per Segui la Lega sa Suffi. Adesso abbiamo ancora qualche minuto, sempre linea aperta se volete intervenire, andiamo anche a darvi degli aggiornamenti. Ho letto su Repubblica. Allora c'è innanzitutto, questa è una notizia dirompente dal punto di vista politico, perché il Consiglio regionale approva la legge per il terzo mandato di De Luca, e qui potrebbe davvero, l'ho detto lui, ma visto la portata del personaggio potrebbe succedere qualcosa di grosso, saltare tutto. Non lo so, poi la politica riesce spesso volentieri a riaggiustare, però Elvis Lane aveva detto che chi votava quella legge non sarebbe stato più ricandidato, quindi è una forzatura. Cioè, pensate se in consiglio regionale in Lombardia Attilio Fontana facesse votare una legge che non vuole Matteo Salvini. Sarebbe lì, siccome succede a sinistra, un po' si cerca di buttare acqua sul fuoco. Va bene,
Noi lo diciamo, siamo pleonastici. Per chi ci ascolta da tempo è un pleonasma dire, perché queste cose è da quando sono qua che succedono. Io in ogni caso le dico per i nuovi, è perché repetita Juvent. Non è una, una frase così fuori luogo, è la mia. Se Attilio Fontana promulgasse, facesse votare in Consiglio regionale una legge che è stata disconosciuta da Matteo Salvini avesse detto chi vota quella legge non verrà rieletto, se fosse successo, apriti cielo, sarebbe mamma mia, avremmo gli speciali di Mentana, altro che le elezioni degli Stati Uniti. Qui vedo che la mettono, non la nascondono, anche perché è difficile nasconderla, però fanno finta, insomma, un po', la mettono un po' in sordina per il momento. Sondaggi politici nella maggioranza crescono Forza Italia e Lega a spese di Fratelli d'Italia. Maxi truffa allo Stato per oltre 20 milioni, arrestato Marco Savio, fratello del PM antimafia Paolo. La moglie del capotreno accoltellato, vorrei aspettare il rientro di mio marito a casa senza più batticuore. Sono quelle immagini, erano anche tra l'altro sul profilo Facebook di Francesco Giubilei, l'avevo vista ieri sera. È un'immagine impressionante di questo esponente, questo capotreno con accoltellato, coperto di sangue, impressionante. Il tentato omicida è uno studente, un barbiere di 21 anni. Sciopero dei treni in tutta Italia fino alle 17, le corse garantite e i rimborsi. E poi avevo visto, c'è Vannacci. Bersani è l'epiteto sul generale, per il giudice non ha diffamato Vannacci, un'allegoria, va bene? Quindi noi possiamo dare dei coglioni, se io do del coglione a un esponente del PD, va bene? È un'allegoria? No, giusto. Chiedo per un amico. Incontro di Meloni con Pinelli, il PD attacca, sgarbo istituzionale al Colle, i consiglieri del CSM non ne sapevamo nulla. Per 25 anni con il banchetto fuori dal supermercato, Adam Bobo Gaie viene assunto, giusto a premiarlo. Ragazzina decidersi di togliersi il velo a scuola, la famiglia è d'accordo, ma 3 coetanei la insultano e la picchiano. Avevo anche visto, forse era perché tra le cose che stanno venendo fuori si dice che Trump avesse l'abitudine di andare a letto con le mogli dei suoi amici. Queste sono le accuse, se ne sentono di tutti i colori. Il divano dei giusti da Dagospia, che vogliamo vedere nella notataccia elettorale che vedrà Trump versus Harris? In prima serata avete La mummia, il ritorno e Mr. Bean, l'ultima catastrofe, 2 titoli perfetti per la vittoria di Trump. In seconda serata, quando inizia una diretta elettorale di Mentana & Co., trovo imperdibile il film muto del 1922, appena restaurato, Gloria, apoteosi del soldato ignoto. Passa anche lo strepitoso L'amore e il sangue. Grillo sembra Battisti dopo Mogol, anzi no, sembra Giuli, dal vaffa alle frasi contorte da interpretare, l'aloe vera, il mago di Oz, le pecore che tradiscono. L'ultima versione di Beppe Mao è un mix tra ermetismo ricercato e incomprensibilità manifesta. In un post indirizzato a Conte ha scritto: che facciamo tutti quanti avanza mezza bottiglia di spumante, tutti col cucchiaino, con rimando a un articolo scientifico che smontava gli effetti benefici del cucchiaino come argine alla fuga di bollicine dallo spumante. La mitica scatoletta di tonno gli aveva portato più fortuna. Perché sotto sotto Giorgia tifa Kamala, Salvini ci cova, sempre Dagospia. La ducetta trumpiana della primissima ora, poi costretta all'equidistanza del suo ruolo di premier, al punto da farsi dare i bacetti sul cappino da Biden, spera in una sconfitta di Trump che riguarda mica il disimpegno USA dalla guerra in Ucraina o la minaccia per i paesi NATO di pagare quanto dovuto per la difesa. La Meloni teme soprattutto le conseguenze alla stabilità del governo da parte del vice premier Matteo Salvini. Primo fa l'italiano del tycoon, il secondo è Conte. Stati Uniti,
State in guardia, l'America si blinda per il giorno delle elezioni, sono state erette delle barriere per proteggere la Casa Bianca e Capitol Hill. A Washington i cecchini sono in posizione sui tetti, 3 stati hanno attivato la Guardia Nazionale in vista di possibili scontri. C'è il timore che qualunque sia il risultato scoppino rivolti come quella del 6 gennaio 2021. Trump ha più volte detto che anche questa volta non accetterà la sconfitta. Dunque, ancora vediamo se no, non ci sono. Beh, qui abbiamo donne. Flash saliti sull'aereo dopo la lunga visita in Cina, Nixon e lo staff e i giornalisti trovarono ad attenderli una montagna di hamburger. Urlo del presidente. Bentornati a casa, ragazzi. Vittorio Zucconi, l'aquila e il pollo fritto, da anteprima la spermuta dei giornali di Giorgio Dell'Arti. Allora, questo era 14:30. Allora, ci fermiamo, mettiamo un'altra di quelle te l'avevo indicata. Sì, mettiamo The Boxer, sempre di Sam e Garfunkel, e poi ascolteremo Francesco Giubilei su queste elezioni che tanto stanno facendo parlare e forse anche tanto faranno parlare anche oltre la giornata di domani. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408, oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Allora, lasciamo Simon e Garfunkel con gli auguri a Art Garfunkel che oggi compie gli anni, il suo genetriaco. Avevo anche pensato, a dire la verità, di mettere, visto che siamo in pieno voto americano, Born in the USA, ma il boss ha fatto outing per Kamala Harris e noi cerchiamo di essere, come dire, super partes e non sia mai. Noi in realtà non siamo super partes, ma siamo dalla parte opposta. In realtà quello che è il mio mestiere è quello di cercare di attraverso il lavoro di capire e far capire a chi ci segue, anche leggendo gli articoli di Francesco Giubilei, che è stato anche ritorna da una missione negli Stati Uniti dove ha potuto confrontarsi, ha visto anche le campagne, ha seguito la campagna elettorale, quindi ha toccato con mano la materia americana e a maggior ragione quindi può farci un resoconto e può parlarci di queste elezioni. Intanto Francesco Giubilei lo leggiamo sempre sul giornale e anche lui è presidente della Fondazione Tattarella e fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. Benvenuto Giubilei, grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Allora, parto con la mozione degli egoismi, Giubilei, perché a chi conviene, all'Italia chi conviene vinca le elezioni in corso. Anticipo, l'ho già anticipato nella presentazione di questa intervista, che lei ha riportato un'interessante intervista all'analista politico Kenneth Weinstein, che ha detto: se vince Trump, Giorgia Meloni diventerà come Shinzo Abe, diventerà molto 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 ascoltata, perché ci sono delle similitudini. Poi mi ricordo, credo con lei, dottor Giubilei, anni fa parlammo proprio del fatto che Giorgia Meloni frequentasse gli ambienti repubblicani americani prima di diventare Presidente del Consiglio, che quindi avesse anche, diciamo, una certa confidenza con la materia, come dicevo prima. Ecco, questo è un dato che magari non è stato riportato l'ho letto solo sul giornale, ma è un dato molto significativo, perché su questo punto di vista non si va a vedere da vicino la materia, e quello che ha detto questo analista americano, visto che la fonte è americana, è davvero molto interessante per gli sviluppi che ci potrebbero essere dopo il voto di oggi. Prego. Sì, senza dubbio, ma quanto emerge da questa intervista, ma più in generale quello che ritengo anch'io è che una certa preoccupazione portata avanti da un mondo progressista italiano nei confronti di Donald Trump sia ingiustificata, anche perché se noi ci soffermiamo sulla politica estera americana degli ultimi anni, ci accorgiamo che le principali guerre sono avvenute prima sotto Obama e poi sotto Biden. Mi riferisco all'idea scellerata portata avanti insieme ai francesi di attaccare la Libia e destituire Gheddafi, la guerra in Siria nel 2011, alla nascita dell'ISIS nel 2013, la Crimea nel 2014, poi ancora con Biden il ritiro compiuto con modalità completamente errate dell'Afghanistan, pensato da Trump, ma non con quelle modalità, e poi la guerra in Ucraina, e poi ancora il Medio Oriente. Insomma, la politica estera degli ultimi 15 anni portata avanti dai democratici è stata una politica estera estremamente guerrafondaia sotto vari punti di vista. Poi chi dice però anche Bush, che era repubblicano, portava avanti e ha fatto la guerra in Iraq e non solo, in realtà non tiene in considerazione anzitutto che stiamo parlando del periodo post 11 settembre, ma il vero punto della questione è che quello era un altro partito repubblicano. Il partito repubblicano di Bush, che era un neocon, è un partito repubblicano completamente diverso rispetto a quello di Trump, che invece ha animato il cosiddetto movimento MAGA, Make America Great Again, e questo movimento ha fatto sì che quella parte di establishment del partito repubblicano, che era rappresentata da Bush e non solo, oggi sia una vera e propria avversaria di Donald Trump. Poi, quando anche Trump
ci dice che l'America non può pagare in eterno la NATO e non può pagare in eterno la difesa europea, ha ragione, ma il problema non è americano, il problema è nostro, il problema è europeo, che se noi ci prendiamo degli impegni di raggiungere il 2% di spesa militare, di rapporto tra il PIL e la spesa militare, e poi non raggiungiamo questo obiettivo, allora dobbiamo interrogarci noi sugli errori che stiamo compiendo. E allo stesso tempo gli stessi europeisti che ci parlano poi della necessità di un esercito comune europeo, della necessità di una difesa europea, sono gli stessi che si lamentano quando gli americani, i repubblicani americani, ci pongono di fronte alle nostre responsabilità. Per tutti questi motivi, poi ce ne sarebbero anche altri, io credo che una vittoria di Donald Trump, come italiani e come europei, non solo non debba farci paura, ma paradossalmente possa rappresentare un'opportunità. Certamente. Volevo, poi parliamo anche dei swing states, previsioni non gliele chiedo, anche se comunque i brokers danno favorito Trump. Volevo chiedere, per andare oltre queste elezioni, a me sembra che sullo sfondo, quello che non sono un conoscitore, profondo conoscitore della realtà americana, al massimo, dottor Giubilei, da dove vengo io, conoscevamo gli americani della base di Aviano, visto che vengo da quel lembo tra Friuli e Veneto, però un'idea magari te la facevi. Non ho mai visto sinceramente una situazione di lacerazione così profonda. Poi possiamo, a sinistra pensano sia colpa di Trump, a destra danno la colpa, giustamente, anche se per carità la woke culture ha i suoi torti, però sta di fatto che credo che anche accentuata dalla crisi economica, l'America gli Stati Uniti siano profondamente spaccati a metà, e che questa contrapposizione anche forte, quasi violenta, tra Trump e Harris sia frutto di questa lacerazione. Cioè non sono Trump e Harris che hanno provocato le lacerazioni, sono il frutto di due Americhe che sono molto molto, quella spocchiosa della woke culture e quella sempre più chiusa dei rednecks. Sto usando questa fotografia per cercare di tenere il massimo distacco possibile. È chiaro che io sto, insomma, per la mia posizione personale, che non ha nessuna importanza, va verso il mondo rappresentato da quello che per me è più autentico e genuino, rappresentato da Trump, quel popolo lì. Io sto da quella parte lì, è solo per giocare a carte scoperte, ma la mia opinione non ha nessuna importanza e ci mancherebbe. Però ecco, cercando di essere il più possibile equilibrato, mi sono fatto questa foto. Giubilei, come commenta quello che ho detto? Ha avuto riscontro? Lei proprio che gira, insomma, lei, mentre io me ne sto sempre qua nel sottoscala, lei il mondo lo gira, lo conosce, quindi lei è proprio la persona giusta alla quale chiedere se quelle che sono le mie impressioni hanno più o meno riscontro. È indubbio che la società americana sia una società molto polarizzata, molto più polarizzata della società italiana o anche delle nazioni europee, e questa polarizzazione è cresciuta negli ultimi anni. Si parla tanto del rischio di proteste domani, in questi giorni, di Capitol Hill 2.0, ma poi si dimentica l'altro risvolto della medaglia, cioè non si dice mai i rischi di proteste che sono peraltro già avvenute anche in passato da parte di quelle componenti radicali di Black Lives Matter, per esempio, di quelle componenti radicali del Me Too, dei movimenti femministi, di quelle componenti radicali dei gruppi antifa, che sono molto diffuse nel mondo americano, in particolare anche all'interno delle università. Si dice spesso e si accusa il mondo repubblicano di essere troppo talvolta pro-life o di avere delle posizioni estreme sui temi etici, eccetera, ma in realtà non si guarda il risvolto della medaglia, che sono delle posizioni portate avanti dalla cultura woke e anche attraverso la cancel culture, non solo, che rappresentano davvero delle posizioni molto, molto estreme e anche molto pericolose sotto vari punti di vista. Quindi questa polarizzazione
è indubbio che c'è, si percepisce anche all'interno della società americana, che è ormai costituita da una serie di comunità che anche all'interno delle stesse città vivono talvolta isolate tra di loro, e anche il tema delle minoranze sarà un tema importante all'interno di queste elezioni, perché saranno proprio queste comunità, saranno proprio queste minoranze a decidere in alcuni stati chiave, i cosiddetti swing states, il risultato elettorale. Quindi la comunità araba, per esempio in Michigan, parte della comunità afroamericana, il mondo, gli elettori cattolici, la comunità dei latinos in Arizona, sono questi tutti mondi che tra di loro talvolta hanno anche delle posizioni molto divergenti, e che però in un'elezione come quella di oggi, che si gioca molto sul filo di lana, potrebbero risultare determinanti. Ecco, tanto io ho fatto l'ecumenico, però è anche giusto ricordare che diciamo quello che viene chiamato, un termine che non mi piace più, però l'establishment, quando le elezioni non vanno come vogliono loro, gridano al broglio. Insomma, in Georgia va in un certo modo al broglio, in Moldavia in un altro, va benissimo così. E probabilmente se vincerà Trump, sono sicuro che molti grideranno allo scandalo, eccetera eccetera eccetera, perché questo è anche per quello che poi diciamo il popolo, chiamiamolo di destra, è così accalorato, perché da anni abbiamo visto con la Brexit, no? E da anni che chi sta in cima si permette di rovesciare le carte in tavola, e questo non è certo gradevole da vedersi. Allora andiamo sulla situazione. È molto frammentata, ci sono tante posizioni. Lei ha riportato gli under 50 afroamericani che non sono contenti dell'amministrazione Biden-Harris, anche se Harris fa finta che io non c'ero, e se c'ero dormivo, e se dormivo sognavo che non c'ero. No, era la vicepresidente, e loro questo diciamo fetta di elettori potrebbero cambiare un po' le carte in tavola. C'è il voto cattolico, c'è la questione dell'aborto. Addirittura dopo il confronto tra i due, qualcuno aveva osservato che Harris, che attacca Trump sulla situazione dell'Ucraina, si rivolgeva a quella cospicua parte polacca di uno Stato, preoccupata perché se Putin avesse sopravvento la Polonia sarebbe minacciata dalla Russia. Io sono arrivato a leggere anche questi ragionamenti da parte di osservatori seri, non sto parlando di fumisterie. Quindi forse non si era mai visto una situazione così frammentata, ed è davvero, lei proprio che è stato lì di persona, Giubilei, è davvero imprevedibile, è difficilissimo, ed è anche molto probabile che non sarà certo domani che sapremo il nome effettivo del presidente degli Stati Uniti d'America. Allora, è difficile fare delle previsioni nette, e anche se io credo, magari i fatti mi smentiranno, al momento Trump per una serie di motivazioni può essere avvantaggiato su Kamala Harris, in particolare proprio a causa dello spostamento anche del voto di alcune minoranze, oltre agli elettori tradizionali di Donald Trump, quindi diciamo gli uomini bianchi. Queste minoranze che si sono spostate più nei confronti di Trump sono per esempio la minoranza araba nel Michigan, che è la principale comunità musulmana degli Stati Uniti, a causa dell'insoddisfazione della gestione della guerra a Gaza da parte dei democratici, ha fatto un vero e proprio endorsement con uno dei principali imam del Michigan, ha fatto un vero e proprio endorsement nei confronti di Donald Trump. Una parte degli uomini, dei maschi afroamericani, hanno fatto anche loro, hanno cambiato posizione, e se in passato votavano democratico in modo più compatto, adesso pare possano votare per i repubblicani. Lo stesso vale per i cattolici. Biden
era ed è un presidente cattolico. Kamala Harris si è addirittura rifiutata per la prima volta nella storia di partecipare al grande evento, alla grande cena, il gala dinner organizzata dalla comunità cattolica a New York. Allo stesso modo i Latinos, pur essendo una comunità di immigrati, sono in larga parte per Trump. Quindi ci sono una serie di segnali che possono far pendere l'ago della bilancia verso i repubblicani e verso Donald Trump. Certo che risulta abbastanza difficile, proprio perché è una partita che si gioca sul filo di lana, dare dei giudizi estremamente netti su chi dovrà essere il vincitore. Di sicuro avremo anche un senza precedenti o un quasi senza precedenti, questo lo diciamo un po' per la storia, se vogliamo. Sarebbe la prima presidente donna degli Stati Uniti e sarebbe, nel caso della vittoria di Trump, la seconda volta che un presidente copre 2 mandati non consecutivi. La volta precedente era, me lo sono scritto, no, perché francamente non conoscevo Grover Cleveland, che fu presidente dal 1885 al 1889 e poi dal 1893 al 1897. Anche questo credo che forse solo Nixon abbia partecipato 3 volte al voto presidenziale. Anche questo comunque raffigura, dà un peso particolare alla figura di Trump, che resterà comunque per sempre una figura non comune. Ma questo indubbiamente, siamo di fronte a un personaggio che non è il classico candidato repubblicano, ma è una figura che peraltro non definirei neanche conservatore. Trump è una figura sotto vari punti di vista anche post-ideologica, è una figura che ha rivoluzionato in parte la politica americana, senza dubbio la politica della destra americana, è una figura che non viene dal mondo della politica ed è una figura molto polarizzante. E questo può essere, sotto alcuni punti di vista, un vantaggio, ma anche uno svantaggio. Trump, molti elettori che avrebbero sicuramente votato per il Partito Repubblicano con un altro candidato, in questa occasione potrebbero decidere di non votare il Partito Repubblicano. La certezza è che c'è un forte malcontento nei confronti del mondo democratico. Questo è un dato che do abbastanza per assodato. C'è un'insoddisfazione per la gestione dell'immigrazione, in parte dell'economia, della guerra a Gaza da parte di Biden e da parte dei democratici. Questo è un dato che possiamo dare per assodato. Dopodiché qual è il punto? Il punto è che se fosse rimasto Biden non ci sarebbe stata partita. Kamala Harris, pur non essendo, come ricordava giustamente lei, una figura nuova, perché è una figura che in realtà fa parte dell'establishment democratico, è stata oggi vice presidente, però ha dato un rilancio, uno slancio alla campagna democratica. E se contro Kamala Harris ci fosse stato forse un altro candidato repubblicano, non ci sarebbe stata partita da questo punto di vista a suo favore. Trump ha il vantaggio di avere uno zoccolo duro molto forte, che è quello del movimento MAGA, che è composto stiamo parlando di decine di milioni di elettori, quindi un consenso molto forte. Deve essere in grado di riuscire a intercettare un elettorato che è un elettorato anche che va oltre il suo steccato ideologico. Polarizzando il confronto può riuscire a ottenere da questo punto di vista proprio un consenso che sia un consenso anche oltre al suo elettorato tradizionale. Non vi sento. Ecco, pronto, mi perdoni. Allora, dicevo, per chiudere, se hai un'altra informazione che ci dovrebbe indurre a simpatizzare per Donald Trump, allora, Kamala Harris è favorevole alle auto elettriche e Donald Trump ha detto di no perché favoriscono il mercato cinese, favoriscono i cinesi. Allora, questo è, siamo alle conclusioni, dottor Giubilei. Diciamo che c'è una certa sicuramente analogia tra le idee economiche
che hanno i conservatori europei, il mondo dei conservatori europei e quelli di Trump sono insomma meno tasse al ceto medio, eccetera. Ci sono delle analogie sull'economia piuttosto importanti. Sì, questo senza dubbio, non solo sul tema dell'economia, ma anche su altri temi, come per esempio su alcuni passaggi della politica estera, su alcuni punti legati per esempio alla sanità. La concezione, il modello americano sulla sanità è molto diverso dal modello europeo, ciò vale anche per la destra europea. Anche sul tema dell'immigrazione, determinate ricette che Trump vuole portare avanti, noi in Italia, se non altro per ragioni di carattere geografico, non potremmo realizzarle, però ci sono anche tanti punti in comune, e credo che il principale punto in comune, concludendo, è la difesa del free speech, la difesa della libertà di espressione, della libertà di parola, che è oggettivamente in tutto l'Occidente, purtroppo anche in Italia e in Europa, a rischio e messa sotto scacco da determinate derive di una cultura woke che nasce negli Stati Uniti, ma che in parte abbiamo purtroppo, anche con un ingiustificato, ma che sta avvenendo, complesso di inferiorità, importato anche dalle nostre parti. E noi siamo alla conclusione. Ringrazio ancora Francesco Giubilei, ricordo anche la sua casa editrice Giubilei Regnani, e lo leggiamo tutti i giorni i suoi resoconti sul giornale. Grazie davvero e risentirci a presto, Francesco Giubilei. Grazie mille, a presto. E direi che a questo punto possiamo chiudere. Lascio la parola a chi ci segue, lascio la conclusione al grande Lorenzo il Magnifico. Metti tu quello che vuoi. E, oltre a ringraziare Lorenzo, ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima